Questo è proprio il pesce essiccato, che poi noi qui in Veneto per lavorarlo lo battiamo, per sfibrarlo, viene messo in ammollo per 2 giorni e poi viene lavorato nella nostra ricetta classica. Lo stoccafisso viene importato in Veneto e noi qui a Vicenza lo lavoriamo e creiamo il piatto del baccalà alla vicentina. Dopo il Concilio di Trento arriva la ricetta del baccalà alla vicentina. Ha un grande successo, più che a Venezia, nel contado, perché a Venezia mangiano il pesce fresco. Questo piatto, che ripeto ha questa lunghissima tradizione, stava scomparendo. E queste 10 persone che poi sono dotate di questo mantello che rappresenta il merluzzo, lo stoccafisso e il giallo e la polenta, perché la ricetta è baccalà con polenta di mais. Noi quando riceviamo lo stoccafisso di solito è senza testa, questo invece ha la testa perché è un capobranco e quindi i pescatori per rispetto gli lasciano con la testa. Ogni anno un confratello e questa sarebbe la spada dell'intronizzazione. Invitiamo tutti a partecipare al grande festival della cucina veneta che si svolgerà ai primi di luglio ad Albignasio.